Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo dinanzi a una battaglia, come potete ben vedere. Abbiamo ricevuto una brutta notizia, ovvero il nostro caro e fedele Pinocchio ha abbandonato il nostro esercito per schierarsi con l'avversario. Infatti potete vederlo all'interno delle truppe nemiche, ovvero all'interno dei Tottori, dello schieramento dei Tottori. E infatti ed ecco una bella nota che arriva direttamente dal campo di battaglia. Diserzione, alcuni dei tuoi eserciti hanno disertato e ora attendono di affrontarti sul campo di battaglia. Benissimo. E praticamente dobbiamo affrontare il nostro Pinocchio stesso con un massimo esponente della nostra fanteria di marina, ovvero il nostro caro Fredericks Sanaxaxi. E con ben 800 uomini dobbiamo riuscire a distruggere le due unità di cannoni Parrot che ovviamente hanno seguito lo stronzone di Pinocchio. E dobbiamo affrontare tre eserciti ragazzi, ovvero tre generali, però date un'occhiatina a questi eserciti, sono circa 30 uomini a esercito e possiamo cavarcela abbastanza bene, anche che se affrontare il grandioso Pinocchio, quindi il grande generale Pinocchio, è un'impresa molto dura con queste poche 800 unità che ritroviamo. Comunque l'unica cosa che possiamo fare è andare a scoprirla all'interno del campo di battaglia. Vediamo un po' quello che ritroviamo. Eccoci ragazzi all'interno del campo di battaglia. Come potete vedere le condizioni meteorologiche sono abbastanza idonee, come potete notare ritroviamo un meteo secco, quindi utile all'interno di questo campo di battaglia. E come potete ben vedere ci ritroviamo in inverno, ovvero all'interno del duro inverno del 1870, con questi 800 uomini al nostro cospetto, con ben due fanterie di marina all'interno del nostro schieramento. Guardate che figo il nostro generalotto qui con il cappellino rosso. Di solito siamo abituati a notare dei generali giapponesi, ma invece questa volta abbiamo un britannico alla nostra sinistra. E diamo un'occhiatina a come posizionare le unità. Allora, io direi di posizionare in prima linea i fucilieri che dispongono di una portata maggiore, in modo tale da disturbare il nemico. Quindi raggruppiamoli sotto un unico gruppo, ovvero la fanteria di linea, e in seguito questi tre tiratori scelti con 150 di portata e i moschetti quindi più evoluti in questo campo, possiamo posizionarli davanti al nostro esercito e a breve utilizzeranno anche la modalità fuoco di soppressione. Ok, diamo un'occhiatina al nostro stronzone. Generale, ma non hanno alcuna possibilità. Questo è Pinocchio ragazzi. Dove è finito? Ah, probabilmente arriveranno, ci saranno gli eserciti, come possiamo dire, i rinforzi. Ed ecco qua i rinforzi ragazzi sono proprio dietro le nostre spalle. E allora giriamo il nostro esercito. Ragazzi, affrontare Pinocchio è un'impresa molto dura, perché come avete potuto ben vedere all'interno di tutta la saga di Shogun, di questa campagna, ha condotto le battaglie più strabilianti ed è riuscito a portare il nostro impero all'orlo anzi al massimo splendore. Vediamo un po' il nemico che cosa farà adesso. Quindi, attenzione, ci sono proiettiloni che arrivano direttamente dai tank avversari, ovvero dai cannoni avversari. Stiamo molto attenti perché anche il nemico dispone di tiratori scelti, ovvero i nostri fedelissimi uomini. Vediamo un po', c'è qualche altra unità in fila che sta arrivando. Ok, possiamo fermare anche le nostre unità di fanteria di marina. Attenzione ragazzi, attiviamo il fuoco di soppressione. Ragazzi, è un'abilità che consiglio tantissimo, il fuoco di soppressione, soprattutto anche all'interno del multiplayer. A mio parere è una delle abilità più importanti, perché so che diminuisce la precisione all'interno delle nostre unità più imponenti, però aumentando la velocità di ricarica e diminuendo il morale avversario, questo può essere un vantaggio. Quindi cerchiamo intanto di buttare giù questa fanteria maledetta. Eccola qui. Anzi no, buttiamo giù il generale ragazzi. Ecco anche la fanteria di marina, possiamo distruggerla. Andiamo avanti anche con questa fanteria di linea. Vediamo se possiamo utilizzare il fronte inginocchiato ragazzi, anche se ci servono attacchi veloci, rapidi e precisi. Intanto il generalino di dietro non pensa neanche ad arrivarci. Avanti, avanti, avanti. Utilizziamo anche il fuoco di soppressione da questo lato. Benissimo, perché il morale nemico praticamente subisce un danno. Come potete ben vedere l'abilità al di sopra del loro morale lo fa scarseggiare davvero molto. Infatti guardate un po' come tremano le truppe. Ma dov'è il Pinocchione? Voglio distruggerlo con le mie mani. Vediamo un po', intanto questi uomini si stanno dando alla pazza gioia avanzando come tanti pazzi. Vediamo un po' se possiamo trasportare questa fanteria indietro, soprattutto per eliminare questi dannati che si stanno avvicinando. È una battaglia ragazzi abbastanza semplice, comunque l'ho voluta combattere proprio per distruggere i traditori con le mie mani. Avanti, buttiamoli giù, i cannoni cerchiamo di conquistarli almeno, di catturarli, puntiamogli un coltello alla gola e prendiamoceli sotto mano, perché costano davvero molto. Allora il nostro Pinocchione, eccolo qui. Maledetto, ci hai tradito. Adesso guarda qua delle gran fucilate che ti arrivano addosso. Però il problema è ragazzi,
che generale dobbiamo scegliere all'interno del nostro schieramento se tutti ci tradiscono, anche se abbiamo aumentato la lealtà al massimo. Ecco qua, devi morire sul campo di battaglia, brutto stronzone. Ci hai tradito in una maniera proprio spregiudicata. E adesso avanti, tocca tutto alla fanteria di linea a buttarlo a terra. Intanto inviamo un battaglione di fanteria di linea per conquistare questi dannati cannoni che stanno davvero rompendo le scatole. Avanti, buttiamoli giù, Pinocchio caro mio, anzi lo attacchiamo in corpo a corpo ragazzi, per far vedere proprio come lo scanniamo. Andiamo, guardate che fighi i soldatini con loro 10 di attacco corpo a corpo. Vediamo, avranno le baionette al di sotto. Guardate che fighi, anzi no, hanno le spade. Eccoli qua, il loro bonus di carica di ben 10 punti. Ed ecco il nostro Pinocchio rimarrà affettato a breve e verrà congelato direttamente dalla neve che non lo farà decomporre. Andiamo avanti anche con le nostre unità di marina nelle retrovie che il nemico dispone di una bella unità di lancieri che può destare qualche problema. Il nostro Pinocchio ormai, eccolo qua, giace sul campo di battaglia ormai distrutto. E lasciamolo qui ad aspettare che salga in cielo ragazzi. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare d'altro. Abbiamo distrutto il nostro nemico e ormai la campagna di Shogun 2 si ritrova agli sgoccioli ragazzi. Voglio terminare la saga con delle belle battaglie navali che ancora non abbiamo effettuato in maniera molto accentuata. Quindi terminiamo questa battaglia e diamo uno sguardo direttamente all'interno del resoconto finale. Eccoci ragazzi all'interno del nostro resoconto finale. Il caro Pinocchio ormai è rimasto all'interno del campo di battaglia distrutto. Siamo riusciti a guadagnare anche qualche punto di esperienza fondamentale alle nostre unità per salire di livello e siamo riusciti anche a distruggere ben 587 unità. Quindi il nemico ormai è stato sconfitto definitivamente. Questi dannati Tottori finalmente non ci daranno più problemi. Così, dando un'occhiata al nostro territorio, come possiamo dire, al nostro territorio finale, siamo riusciti a conquistare una buona parte della nostra mappatura iniziale e così adesso ci concentreremo più sulla difesa delle nostre province che sulla conquista, perché come potete ben vedere disponiamo di un impero davvero molto vasto, ovvero il più vasto del Giappone. Quindi ci specializzeremo sulla conquista soprattutto dei mari per adesso. Quindi ritroviamo delle navi che rompono un po' le scatole, come potete ben vedere sulle nostre rotte commerciali. Ci sono delle navi per esempio appartenenti all'esercito dei Tosa che continuano a saccheggiare le nostre rotte commerciali. Possiamo dare anche una mano all'isola di Sado, che è l'unica nazione, chiamiamola nazione, che è riuscita a respingere assalti da ogni popolo proveniente dall'est. Infatti continua sempre con la sua isoletta, anzi si è riuscita anche ad espandere all'interno del territorio come possiamo dire continentale. Così, dando un'occhiata alle nostre infrastrutture ragazzi, all'interno di Shogun siamo riusciti a completare quasi siamo arrivati quasi all'apice della tecnologia, migliorando le nostre strutture nella maniera migliore che potevamo, e adesso stiamo ricercando le torri con mitragliatrici Gatling. Appena lo faremo ci specializzeremo più sul combattimento navale. Allora, dando un'occhiata, attenderemo qualche altro turno per il recupero dei fondi, per la ricostruzione della nostra corazzata Ocean e per la costruzione di nuove imbarcazioni per il dominio dei mari del Giappone. Attendiamo qualche altro turno ragazzi per vedere quello che succede. Eccoci ragazzi, ci ritroviamo all'interno di un nuovo mese primaverile con la nostra flotta appena riparata. Come potete ben vedere le unità si ritrovano in piena salute e sono riuscito a scovare, guardate un po', un bel esercitino appartenente ai Tosa, anzi no, ai Tanegashima all'interno di questa piccola imbarcazione. Guardate un po' quante unità che si ritrovano all'interno di questa unica imbarcazione, che probabilmente andranno a sbarcare all'interno delle nostre coste. Quindi è una minaccia da soccombere nella maniera più rapida possibile per evitare diverse problematiche all'interno dei nostri territori ormai salvi. E soprattutto anche a nord, diamo un'occhiatina a nord ragazzi, potete notare che ho come possiamo dire, stazionato all'interno di queste acque un'imbarcazione appartenente allo shogunato e sono riuscito a scovare altre flotte appartenenti ai Tosa che dispongono della stessa tattica dei Tanegashima, cioè all'interno di questa penisola di Noto ritroviamo numerose imbarcazioni appartenenti al nostro nemico che dispongono di diversi eserciti al di sopra e possono rilevarsi, eccole qua, potete vedere, possono rivelarsi davvero dei problemi enormi per il nostro, come possiamo dire, per il nostro continente, e quindi dobbiamo affondarle immediatamente. Quindi ecco ragazzi una bella battaglia navale da vivere immediatamente all'interno delle nostre imbarcazioni direttamente importate dall'Europa. Allora, ovviamente ci saranno anche i Fukuyama che si ritrovano in guerra direttamente contro il nostro shogunato, ed ecco una bella battaglia navale ragazzi. Diamo un'occhiatina che le unità si ritrovano in netto svantaggio, ovvero le unità avversarie, però all'interno della battaglia faremo avanzare delle unità, come possiamo dire, di forze pari. Adesso entriamo all'interno della battaglia e capirete. Eccoci ragazzi all'interno della nostra penisola di Noto. Come potete notare ci ritroviamo all'interno di un meteo molto sfavorevole. Infatti ritroviamo una leggera pioggia, anzi più che leggera una tempesta, un diluvio universale che
sconfigge le nostre navi direttamente in partenza. Comunque, vediamo un po' di riuscire ad abbattere queste imbarcazioni nemiche immediatamente. Allora, visto che le unità nemiche sono esclusivamente 2, invieremo 2 imbarcazioni e tutto il resto della flotta rimarrà nelle retrovie. Quindi scegliamo 2 navi abbastanza, come possiamo dire, idonee a questo combattimento, quindi una corvetta in legno di 2 classi diverse, anzi di 2 classi identiche, possono essere adatte a questo combattimento. Allora, entriamo direttamente in battaglia. Attaccate! Colpite e riempite di paura i loro cuori! Certo, amico mio, intanto non riusciamo a intravedere la nave avversaria, anche se si ritrova molto ma molto al di là delle nostre imbarcazioni. Eccola qui, come potete ben vedere. Mi sono sempre chiesto, ragazzi, come faccio una nave del genere, di queste dimensioni, a trasportare tutte quelle unità che aveva al di sopra, come avete potuto vedere all'interno del resoconto di battaglia, prima di iniziare la battaglia. Cioè c'erano circa 1500 unità, tutte raggruppate all'interno di questa piccola imbarcazione. È stranissimo. E inoltre ci sono 77 uomini di equipaggio. Allora, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Intanto vi ricordo che le nostre navi dispongono di uno scafo in legno, come potete ben leggere, corvette in legno di diverso rango, e invece la corazzata dispone ovviamente dello scafo in ferro. Ovviamente potete notare l'avversario che si sta avvicinando con una bella corvetta rinforzata in rame, con col abbabordo dispone di diversi danni, e adesso invieremo anche una bella corvetta per scontrarci direttamente, una corvetta però con scafo in legno, e siccome possiamo compensare il fatto che è danneggiata, possiamo ritenerci quindi soddisfatti di un combattimento abbastanza pari. Inoltre, ragazzi, vi ricordo che non sono riuscito a effettuare delle battaglie navali molto competitive, infatti i nostri avversari di solito vagano all'interno della nostra mappa conquista con 2, 3, 4 massimo unità, anzi imbarcazioni, e quindi non è abbastanza semplice trovare una vera e propria flotta da sconfiggere. Allora, adesso avanziamo un po', facciamo viaggiare un po' le nostre imbarcazioni e ci ritroviamo nel momento in cui si ritrovano in portata. Eccoci, ragazzi, ci ritroviamo in portata. Come potete vedere, il conflitto a fuoco è incominciato e iniziamo a posizionare i proiettili esplosivi all'interno della nostra imbarcazione. Allora, ragazzi, per quanto riguarda i proiettili all'interno delle battaglie navali Shogun 2 Total War Fall of the Samurai sono di 3 tipologie. Disponiamo di proiettili compatti, proiettili che fanno guadagnare alla nostra nave, ovvero alla nostra imbarcazione, una velocità di ricarica davvero grandiosa, e i danni sono così compensati, se così possiamo dire. Inoltre i proiettili esplosivi vengono utilizzati con navi con scafo in legno per mandarli in fiamme in maniera molto ma molto più rapida, e inoltre si dispone anche di proiettili direttamente penetranti, in modo tale da distruggere le corazzate in maniera piuttosto versatile. Consiglio soprattutto all'interno delle battaglie navali di sparare in prima persona, oltre al fuoco che la nave continua come possiamo dire, a scagliare sulla nave avversaria, in modo tale da ricaricare in maniera più rapida. Quindi continuiamo anche con il nostro caricamento rapido, in modalità che velocizza il caricamento della nostra unità, ed ecco la nostra fregata in legno che si avvicina direttamente alla corvetta appartenente al nostro avversario. Vediamo un po' quello che riesce a fare, anche se con questa pioggia, ragazzi, non si riesce a intravedere la nave nella maniera migliore, e quindi ciò ne risentirà. Ricordo, ragazzi, che la corvetta in legno, anzi no, dove la ritroviamo? Questa, ragazzi, è una corvetta rinforzata in rame. Una delle navi migliori è la fregata in legno. La fregata in legno, guardate un po' quanti cannoni che dispone su entrambi i lati. Dispone davvero di una potenza di fuoco grandiosa, che può essere paragonata a una nave corazzata solo se usata nella maniera corretta. Quindi vediamo un po', abbiamo uno scafo in rame, quindi i proiettili esplosivi non saranno efficienti al massimo, però possiamo notare che se la stanno cavando abbastanza bene da questo lato. Vediamo un po', la nostra imbarcazione anzi sta subendo dei danni davvero molto accentuati. Infatti potete vedere, disponiamo di uno scafo danneggiato, ma ecco la prima bordata che colpisce direttamente il nostro avversario. Andiamo avanti. Gli abbordaggi all'interno di questo show, ragazzi, non sono molto frequenti, soprattutto all'interno delle battaglie, ma gli speronamenti con alcune navi che lo possono effettuare, come per esempio la nave corazzata del generale all'interno di Shogun 2, all'interno delle partite multiplayer, può essere considerata una mossa, come possiamo dire, fortuita. Ok, ecco che continuiamo a far fuoco, speriamo di farla saltare in aria, anche se ce la sta dando di santa ragione da questo lato. Vediamo un po' cosa succede da questa parte invece. Ancora dobbiamo darci all'inseguimento di queste navi che continuano a scappare, e adesso gliela facciamo vedere noi. Mandiamo la bella corazzata Ocean per dargli una bella rinfrescatina a queste imbarcazioni. Vediamo un po', questa nave si ritrova per adesso in leggero vantaggio. Certo, in leggero svantaggio ci dobbiamo mettere prima in posizione, ovviamente prima di far fuoco. Ricordo, ragazzi, che se le imbarcazioni ritrovano
trovano un danno all'interno del loro scafo è possibile ripararlo tramite l'abilità ripara. In questo caso non possiamo effettuarla perché ci ritroviamo sotto il fuoco nemico, anzi io direi di farla, proviamo lo stesso, anche se ciò influenzerà molto la nostra abilità a fuoco. E continuiamo intanto a sparare in modalità prima persona. Ovviamente nel momento in cui ci sarà un meteo più idoneo sarà davvero molto più semplice colpire i nostri avversari. Date un'occhiata ai soldatini come iniziano a riparare all'imbarcazione e potete vedere che siamo riusciti a recuperare un po' di morale all'interno dell'imbarcazione stessa. Ok, continuiamo. Ormai ragazzi le navi nemiche ovviamente non hanno alcuna speranza. Comunque se ci fossimo ritrovati all'interno di una battaglia 1 contro 1 ci avrebbero distrutto. Quindi diamo un'occhiatina. Ormai siamo riusciti anche a distruggere quest'altra imbarcazione che ormai se l'è data a gambe. Concludiamo questo gameplay ragazzi, speriamo con delle battaglie navali molto più avvincenti. Ormai potete vedere che cerca di scappare ma solo la linea rossa la trattiene dalla possibile sconfitta. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!